saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esploraiana e siamo giunti alla 23esima puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia, la nostra trasmissione, la nostra fortunata devo dire trasmissione perché molto seguita, che ci porta a visitare e a scoprire le eccellenze e le peculiarità dei comuni, dei territori del Friuli Venezia Giulia. E oggi ci troviamo in questo bellissimo contesto, un contesto rurale, un contesto che ricorda un po' i contadini, la vita contadina di una volta. E difatti siamo al Museo della Civiltà Contadina di Aiello del Friuli. E io sono in compagnia, io ho l'onore e il piacere di avere qui con noi il sindaco di Aiello, Roberto Festa. Buongiorno Roberto, al quale adesso noi chiederemo e andremo proprio con lui a toccare gli argomenti, le cose più importanti che riguardano questa bellissima località. Fra l'altro io vedo che sta arrivando anche il nostro inviato speciale Romano Paludniak, che anche lui con noi contribuisce alla realizzazione di questa bellissima trasmissione. Buongiorno Romano, tu arrivi in bicicletta, il nostro sportivo, guida sportiva specializzato, no? Sì, Buongiorno. Della bicicletta, buongiorno. Hai fatto un bel viaggetto, hai visto dei posti belli venendo qui, no? Sì, veramente è qualcosa di speciale. Sono stato anche nell'unica frazione che è a Ioannis e dopo mi sono portato anche un po' ai margini di questo territorio, che abbiamo mappato già l'anno scorso un percorso in bici e uno a piedi, perché di qua passa anche il Cammino Celeste, no? Adesso sono in giallo perché la puntata appunto ha due colori. Il giallo e l'azzurro. Ecco, è importante. Ma perché il giallo e l'azzurro, Romano? Allora, spieghiamo un po'. Il giallo richiama appunto il fatto che il sole è giallo, no? Che è una cosa importante, perché poi appunto le meridiane ci dicono lo scandire del tempo grazie al sole, no? Che dopo approfondiremo. Ecco, dobbiamo infatti sottolineare che fra le peculiarità, poi ce lo spiegherà meglio il sindaco di Aiello, ci sono proprio delle meravigliose meridiane, cioè detto anche il paese, la località delle meridiane, e poi approfondiremo. Noi ci troviamo nella Bassa Friulana, nella pianura della Bassa Friulana, e siamo proprio, tra l'altro oggi è una giornata di sole molto bella, quindi si respira una bellissima aria, un'aria fresca, un'aria pulita. E niente, io a questo punto chiederei proprio al sindaco, perché c'è anche qualcosa che riguarda il nome, da dove deriva la parola Aiello, cioè proprio ha un significato. Aiello deriva da Gellum, no? Quindi un piccolo appezzamento di terreno. È uno dei comuni, è il primo comune in ordine alfabetico della regione Friuli Venezia Giulia, Aiello del Friuli. Non abbiamo l'ardire di dire che è il primo comune del Friuli, ovviamente. Giace, come ha detto prima, in un territorio della Bassa Friulana, un territorio molto rurale. Infatti non a caso siamo qui di fronte all'ingresso del museo, che è il Museo Etnografico del Friuli Imperiale, quindi nei tempi in cui Aiello era sotto la dominazione austriaca. Lo è stata per centinaia di anni. All'interno di questo museo, che è il più grande d'Italia per numero di reperti dell'epoca, sicuramente possiamo rivivere un po' quello che era il periodo di quegli anni. Ci sono tantissime stanze dedicate proprio agli antichi mestieri che ormai sono scomparsi per sempre, oserei dire. Siamo nel contesto del cortile delle meridiane, così chiamato, ma diciamo che parliamo più che di meridiane in senso assoluto di orologi solari. Orologi solari perché ce n'è veramente di tutti i tipi, ce n'è più di 100 ormai tra le case, i giardini e i luoghi pubblici del nostro territorio, che assieme al museo appunto fanno una peculiarità assoluta all'interno di quello che è il territorio regionale, ma anche, oserei dire, nazionale. Difficilmente credo che ci sia una concentrazione di orologi solari così elevata in un piccolo paese di 2200 abitanti. Quindi poi abbiamo di cose belle, diceva prima il nostro ciclista che è stato in giro nella frazione Ioannis,
abbiamo anche altre piccole borgate, tra cui una molto pittoresca è quella del Novacco, dove c'erano dei mulini. Tra l'altro ad Aiello c'erano diversi mulini, ormai in disuso, abbandonati, qualcuno anche crollato, ma proprio questo per ribadire quel concetto di territorio agricolo che ha contraddistinto questa parte del territorio friulano per anni. Ecco, e parlando sempre di peculiarità, Aiello ha dato così i natali e il paese di un personaggio sportivo che è entrato nel cuore di tutti. Chiunque, anche chi non ama il calcio, chi non lo segue, io penso che Enzo Bearzot, no? Sì. Chi non lo conosce? Certamente, diciamo che Enzo Bearzot forse è conosciuto sì come allenatore dei mondiali del famoso 82, che sono stati veramente eclatanti, più di quelli vinti negli anni successivi. È una persona molto schiva, io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ma ho conosciuto delle persone che erano amici proprio di Enzo. Ma credo che abbia lasciato un segno, siamo orgogliosi del fatto che sia nato nel comune di Aiello del Friuli, proprio per quello che era la persona più che l'allenatore, cioè, quindi ha lasciato veramente un segno anche al di fuori della nostra comunità, anzi soprattutto vorrei dire al di fuori della comunità, proprio per questo motivo. Era una persona con la P maiuscola, con la schiena dritta, di cui oggi si sente molto la mancanza in questi periodi. Ecco, io vorrei ricordare i mondiali del 1982, indimenticabili, Sì. dove c'era questa figura, no? C'erano due figure veramente che hanno Emblematiche, colpito tutti, sì, entrambi. ecco, entrambi. Avevamo un Presidente della Repubblica con la pipa, che a un certo punto ha detto non ci prendono più, Sì. non so se ti Certo, ricordi, certo. e dall'altra parte c'era Bearzot con la sua pacatezza, che a un certo punto non ha potuto trattenersi ed è certo. stato, ecco, io mentre ne parlo mi emoziono ancora perché ero ragazzina, per cui ho questi bei ricordi, no? Poi i primi mondiali a colori anche. Pensa tu, i Quindi, primi mondiali a colori, il bravissimo Rossi, calciatori indimenticabili. Forse abbiamo un po', adesso qua non voglio diventare polemica, abbiamo un po' perso questi momenti così emozionanti. È diventato tutto più commerciale adesso, no? Si tratta di soldi, questo però è un discorso che vorrei lasciare fuori da un momento così bello come questo che stiamo vivendo con... Aggiungo una cosa che dopo approfondiremo con Aurelio Pantanali, che appunto di Meridiane ne sa molto, perché è stata sua l'idea, le ha realizzate e poi ha dato l'input anche alla coordinazione per realizzarne appunto oltre 122. Invito chi è già stato a tornare, perché adesso appunto c'è anche in onore a Bearzot c'è il pallone, una meridiana, ma soprattutto all'interno ci sono 16 meridiane, ognuna per ogni calciatore che ha partecipato ai mondiali. Tranne Bellissimo. 3 che non hanno giocato nemmeno un secondo, che però ci sono i nomi sotto, quindi invito a venire perché veramente è uno spettacolo e così è un modo anche per ricordare che siamo questi orgogliosi momenti indimenticabili. di essere Tra italiani. l'altro a livello turistico ovviamente noi siamo qui proprio per invitare tutti voi a venire ad Aiello, perché c'è veramente tanto in bicicletta. Chi vuole magari arriva qua con la macchina, si fa un bel giro a piedi, cioè c'è la possibilità per le famiglie, perché ci sono veramente tantissime cose belle ed interessanti. Voi avete un sito, no? A promozione, avete... Sì, allora guardi, le dico onestamente, noi stiamo lavorando proprio in questo periodo insieme anche ad altri comuni per valorizzare questo territorio in modo particolare, perché abbiamo sostanzialmente delle borgate importanti fuori dal nostro comune, ma potrei citare Strassoldo piuttosto che Clauiano, la stessa Palmanova, Aquileia, che fanno parte e vorremmo facessero parte tutte di un percorso di quel turismo lento che sempre più sta prendendo piede nei paesi nordici. Quindi stiamo lavorando ad un progetto che possa mettere insieme questa vetrina di questa zona del Friuli Venezia Giulia per far sì che i turisti possano essere attratti da qualche cosa di diverso. Tra l'altro Aiello è anche la sede della prima tappa del Cammino Celeste,
noi vediamo che, soprattutto nel periodo estivo, ma anche in questo periodo, diciamo, preautunnale, ci sono spesso delle persone che arrivano con i loro zaini, si fermano, guardano. È chiaro che riescono magari ad assaporare di più quello che è la parte del viaggio vero e proprio, piuttosto che il punto di arrivo che è Aiello del Friuli. Però io credo che se ci fosse un po' più tempo, magari vedere quelle cose in più che ci sono espressamente qui ad Aiello non sarebbe male. Però ecco, questo è un progetto che noi ci teniamo a portare avanti proprio perché ci rendiamo conto che pur con quelle poche cose che abbiamo sul territorio, anche il Comune di Aiello del Friuli ha sicuramente qualche peculiarità attrattiva che possa far arrivare dei turisti. Sì, posso suggerire, certo, proprio relativamente al Cammino Celeste, di cui io comunque appunto lo pratico e accompagno, e ormai è un aumento, no? Perché veramente certo, è a livelli alti come conoscenza e come qualità, no? Il Cammino Celeste è fatto di 210 km, c'è un prologo che parte da Barbana, però da Aquileia ad Aiello sono 14 km. Tutto il cammino ha 10 tappe, più uno il prologo, 210 km, quindi una media di 20. Qua che ce ne sono 14, c'è il tempo anche per fermarsi ad Aiello a visitarla, no? Certo. Perché veramente è molto importante uno spettacolo, questo, sì. Perché quando si fanno queste tappe, come anche Romano che lo fa proprio come attività principale, portare le persone a conoscere questi posti che sono tra l'altro a 2 passi da casa. Qui siamo più o meno a una 25 km da Gorizia, siamo anche abbastanza vicini a Udine, più o meno la strada qualche chilometro in più, ma poco di più, anche da Trieste più o meno siamo sulla quarantina, cioè voglio dire, siamo un po' anche in una posizione centrale qui ad Aiello, quindi è possibile arrivare, si può dire, no? Le strade portano qui, e qua c'è proprio questo incantevole posto, è come una perla, no? Una perla verde messa in questo posto. Le no? dirò di più che proprio in quel discorso del progetto che facevo prima, insieme agli altri comuni, stiamo valutando anche l'idea di congiungere le 2 grandi ciclabili, la famosa Alpe Adria e l'altra invece che va verso il Collio, da una bretella trasversale che parta da Palmanova, che venga verso Visco, San Vito, Aiello del Friuli, e si colleghi a Ruda sulla quell'altra che sale verso il Collio. Questo proprio per aumentare quel flusso di persone che possono comunque venire a visitare. Quindi stiamo lavorando, come capirete è un problema di finanze. In questo periodo le finanze sono quelle che sono, navighiamo molto a vista, però sicuramente è uno dei punti fermi che vogliamo sviluppare anche con Arrivare in bici o a piedi è qualcosa di suggestivo. Bene, io direi che dobbiamo solo che ringraziare il sindaco di Aiello, Grazie a voi, Roberto Festa, che ci ha introdotto in questo bellissimo viaggio qui ad Aiello, che adesso proseguiremo con Romano. Dove ci porti Romano adesso? No, adesso approfondiamo, stiamo aspettando Aurelio Pantanali, io cambio maglia, passo anche io all'azzurro, perché Aurelio Pantanali è anche uno dei fondatori del Cammino Celeste. Parliamo di no? Meridiane, quindi parliamo Cammino di Celeste e Meridiane. A tra poco. Romano, abbiamo visto dei posti meravigliosi qui ad Aiello. Anzi, facciamo del brindisi come tutte le nostre trasmissioni. Volevo ringraziare Jeanette che... ma noi dove ci troviamo? Noi siamo in un bellissimo bar sport che come sosta così, no? Per un bel aperitivo, un buon aperitivo è il massimo. Siamo con la titolare. Sì. Si trova in un punto strategico, bar sport, perché io sono anche uno sportivo, quindi ci troviamo come affinità, no? Però volevo fare i complimenti intanto perché ha dei vini veramente di qualità, no? Adesso ci ha fatto assaggiare questo, ma poi il vino della casa che propone Jeanette e anche Luisa, che è un'azienda, una delle più importanti che abbiamo qua in Provincia Giulia, quindi qua di enogastronomia, no? Siamo in buone mani. Vi confermo un vino speciale, complimenti veramente. Tra l'altro ce l'hanno proposto loro che fanno anche la consulenza. Quando voi venite qui a mangiare qualcosa di veloce per una piccola sosta, può essere tosta,
può essere il panino, può essere lo stuzzichino, perché voglio dire, voi siete fatto una bella pedalata, una bella camminata, vero? Romano, tu che sei il nostro uomo che pedala, che cammina, no? Dice a un certo punto mi fermo, faccio una piccola sosta e qua c'è proprio il posto ideale per una piccola sosta. Molto frequentato anche dai pellegrini sul Cammino Celeste, no? Che trovano un punto veramente, perché passano proprio di qua e quindi... Sì. Ormai è qualcosa che ne ha parlato anche una rivista importante, Meridiani, che il Cammino Celeste ormai è tra i migliori al mondo e quindi dobbiamo essere orgogliosi. Tra l'altro qua è l'arrivo della prima tappa, quindi... Sì, qui siamo all'arrivo della prima tappa del Cammino Celeste, questo è importante dirlo. E l'accoglienza, io direi bellissima l'accoglienza, no? Ospitali, molto simpatici, molto carini. Questo è importante perché l'accoglienza quando si va in un locale è molto importante, perché già da come ti ricevono, col sorriso, no? La parola stessa, no? Accoglienza, è davvero importante. Qua un locale molto vissuto perché c'è un via vai continuo e quindi adesso vediamo cosa ci consigli con un abbinamento, così un mordi e fuggi con questo... Ma possiamo fare dei spezzini per gli affettati, dei formaggi che possiamo abbinare ovviamente con un romino bianco e sì, poi possiamo fare dei tosti e di passaggio, purtroppo noi la cucina non l'abbiamo che siamo bar senza cucina, però degli affettati come dicevamo del toast, dei panettini o delle brioche salate si trovano ogni giorno. Quindi uno stuzzichino, no, dei fuggi, no? E beh, d'altronde voglio dire, se uno è in bicicletta a piedi sta facendo un percorso, non è che si ferma a fare un pranzo, dice, caro lì mi mangio un toast veloce, però un signor può, sì. Vero? Tu che sei vestita di oggi, che il tema è giallo, ma soprattutto azzurro, celeste, del Cammino Celeste, io qua, con i pellegrini, quindi con chi cammina, vengo spesso, mi fermo, ho avuto modo di apprezzare, oltre che l'accoglienza, anche la bontà, perché poi si consuma e bisogna fare un bellissimo, no? E anche un buon calice, se abbinato appunto a qualcosa di buono, va benissimo, no? E allora noi vi invitiamo, quando venite ad Aiello, a fare una bella sosta con uno stuzzichino veloce, un mordi e fuggi, un buon toast, un panino, un affettato di quelli buoni qui al bar Sport, vero Romano? Certo. Vi aspettiamo, c'è tanta simpatia che vi aspetta e questo è molto importante. Un saluto. Buongiorno, abbiamo Che bel il buon proprietario di questa meravigliosa villa, Davide Elisa. Allora, Ed è un piacere essere qui, no? Piacere mio. Ecco. Elena, vedi che fortuna, perché qua la gente lavora. Qua adesso io mi sono cambiato da prima, che ero in giallo, perché in onore alle meridiane, al sole, che Bellissima splende. giornata. Hai cambiato da giallo all'azzurro. Qui siamo in onore del Cammino Celeste, Sì. tappa del Cammino Celeste. Io ovviamente ho sempre con me il mio libro, con i timbri che vado a mettere a ogni tappa. Qua finisce la prima tappa del Cammino Celeste, ad Aiello del Friuli, in questo posto splendido, come prima ha parlato bene anche il sindaco, delle ville settecentesche, no? Esatto. E qua chi abbiamo? Qua ci troviamo di fronte alla storica villa della famiglia Conti Strassoldo, che è stata, diciamo, costruita a fine del 1600, e per l'esattezza del 1670, ed era stata costruita perché serviva per le grandi feste di caccia della famiglia, no? E quindi loro, abitando qui a Strassoldo, a pochi chilometri, però probabilmente alla domenica o quando avevano questi eventi importanti si trasferivano, andavano a fare la battuta di caccia e poi si ritrovavano qui a festeggiare la giornata mangiando e bevendo in compagnia. Ecco, questa villa, mi permetto di dirlo, è una villa che ha una storia di famiglia dietro Davide. È vero, è vero. Perché ha fatto tutto un percorso, da quando è nata, ha avuto diversi proprietari, lo scopo appunto che dicevi tu prima, fino Esatto. ad arrivare alla tua famiglia. Ma ad arrivare soprattutto
alla tua mamma, tu ci hai raccontato prima un aneddoto bellissimo, voi l'avete individuata, ti piaceva, certamente questa è una villa importante, non è una casa, prendo una casa, sì va bene, qua parliamo di una villa che è tanta roba, che ha un peso specifico importante, ed eravate un po' tutti titubanti, sì, tranne una persona, mia madre, la mamma, perché la mamma ha visto in questa struttura sicuramente un valore importante che forse nel tempo non avrà mai prezzo, perché comunque una villa così adesso ci diventa impossibile costruire una cosa così, anche perché poi lo stile di questa villa è uno stile un po' particolare, molto elegante, è uno stile un po' veneziano, non rappresenta la tipica villa friulana, come ad esempio possiamo notare qui al nostro fianco, che sono, hanno uno stile architettonico un po' diverso. Proprio l'eleganza di questa villa l'ha colpita, e lei ha insistito che noi, perché tra l'altro poi era all'asta, quindi noi abbiamo dovuto concorrere assieme ad altri nostri competitor, poi alla fine siamo stati fortunati a riuscire ad aggiudicarcela, e poi il giorno dopo ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a sistemare il parco, perché sicuramente era un po' di anni abbandonato, e abbiamo cercato di portarla a questi livelli, e speriamo di migliorare sempre di più, perché anche adesso stiamo lavorando, stiamo sistemando la Barchessa, che è questo edificio adiacente, dove una volta serviva per il ricovero del grano nella parte alta, nel piano superiore, e delle attrezzi delle carrozze, dei cavalli nella parte sotto, e adesso verrà adibita per degli eventi, dei matrimoni, dei congressi, per cercare un po' di portare il turista e le persone da fuori nella nostra regione, con la voglia di valorizzare il territorio Aiello del Friuli in primis, ma comunque tutto il nostro territorio regionale. Elena, ecco, scusa Romano, noi vi parleremo ancora di questa villa nel dettaglio, perché c'è veramente tanto da dire, e pochi minuti di una trasmissione dedicata ad Aiello, dove era doveroso fare una tappa, visto che abbiamo avuto la fortuna che Davide ci ha ospitato. Noi adesso facciamo un ingresso per darvi un piccolo assaggio, però vi promettiamo che faremo veramente un bel approfondimento dedicato solo a questa villa. Scusa Romano, io ti ho interrotto. Elena, tu mi leggi nel pensiero, perché io che passo qua con i pellegrini del Cammino Celeste, che ormai sono sempre di più, è veramente l'ultima volta che sono uscito con loro in 47 in fila, e passiamo proprio di qua, facciamo tutto il giro, e quindi da sud, no? Si fa il giro di questa villa. Finalmente oggi sono emozionatissimo perché possiamo entrare, no? E quindi è un piacere. Anzi, grazie. Posso dirti una cosa: quando passerete troverete il portone aperto, perché noi non è che siamo sempre, ma ci siamo sempre più spesso. Potete venire dentro, perché chi cammina comunque sarà anche un po' assetato, quindi abbiamo sempre dell'acqua, ma anche del buon vino da offrirvi, quindi, perché il camminatore, siccome va a piedi, però può Davide, comunque adesso bere. tu devi spiarci perché è del buon vino, perché Dio, se proprio devo, ve lo sì. dico. Noi abbiamo bevuto un buon vino prima al bar Sport, bel cognome, che aveva un Allora, cognome che sì, assomigliava, anzi era come il tuo. Mi chiamo Davide e Luisa, e a dire la verità la passione della nostra famiglia, dei miei genitori in primis, dei nonni, è sempre stata quella di coltivare la terra e di essere degli agricoltori. Poi nel tempo, quando abbiamo capito che la zona in cui noi ci troviamo, a Corona di Mariano del Friuli, quindi qui a 10 km da qui, essendo comunque una famiglia di contadini, quindi avevamo le mucche, avevamo i maiali, avevamo le galline, si praticava un'agricoltura di sussistenza, no? Si produceva tutto ciò che serviva per sopravvivere. Ma poi negli anni, quando un po' si è un po' cresciuti, si è capito che quel territorio lì era molto vocato per la produzione di vini, e ci siamo indirizzati appunto nella produzione di uva e di conseguenza poi di vino, perché è una famiglia che lavora a 360 gradi, dove c'è mio fratello è l'enologo, quindi sono l'agronomo, quindi la mia passione è la terra, i trattori, le vigne, curo le mie vigne, che per me sono come i miei figli, le mie vigne. Poi c'è mio fratello che appunto cura la cantina, dove fa la vinificazione, e poi abbiamo mia cognata Federica, che anche lei segue un po' l'amministrazione, assieme comunque c'è anche il papà e la mamma e Dienella, che sono molto bravi, e poi c'è la mia signora Silvia, che ci aiuta anche lei quando può, perché avendo 3 bambini piccoli anche per lei non è semplice. Quindi è una famiglia che a 360 gradi si occupa di produzione di vino buono, ma alla fine abbiamo
anche ha avuto questa gratificazione di poter acquistare questa, che logicamente verrà indirizzata per degli eventi dove logicamente proporremo anche i nostri vini, ma non solo, anche i vini del territorio, i prodotti del territorio, quindi l'abbiamo vista come una villa che ci aiuterà a far conoscere di più il nostro territorio, però dobbiamo volergli bene, cercare di curarla, cercare di valorizzarla e di farla conoscere sempre di più, questo anche grazie a voi, insomma, e vi ringrazio. Questa è una bellissima storia di famiglia. Sì. Io, scusate, ma io a sentire questi imprenditori che parlano così della loro famiglia, per me è un'emozione grandissima, perché noi sappiamo che le cose più belle vengono realizzate in squadra, dal lavoro di squadra, e io qui mi metto in prima linea con la mia di squadra di Esploreama, che sono veramente fantastici, però devo dire della famiglia. E sentire parlare un imprenditore così, della storia della sua famiglia, perché tutte queste belle cose derivano dalla famiglia, scusate, noi vi stiamo veramente raccontando delle cose meravigliose, quindi anche Grazie. questo, Davide, noi approfondiremo. Grazie mille. Perché è bello, sono cose belle, sono quelle cose belle da raccontare. Grazie, adesso mi fa piacere che vi Accomodiamoci! accomodate, potete visitare la villa e il parco. Benvenuti nella meravigliosa villa Strassoldo ad Aiello del Friuli. Benvenuti in paradiso. Ecco, come vedete, qualsiasi parola risulta superflua. Adesso noi staremo in silenzio per farvi godere quello che stiamo godendo noi adesso. Guardate. E adesso continuiamo il nostro percorso. Questo è il salotto dove si ricevono le persone, gli ospiti. Come potete vedere c'è anche l'allevamento originale, molto bello, gli specchi. Da rimanere senza parole. La terra e l'esperienza, i segreti di un vino prezioso. E noi ringraziamo tantissimo Davide e Luisa, il proprietario di questa meravigliosa villa qui ad Aiello del Friuli, Villa Strassoldo, che ci ha permesso di poter concludere la nostra trasmissione proprio qui, in questo meraviglioso contesto, in questa villa suggestiva che, vero Romano, ci ha procurato tantissime emozioni. E siamo giunti alla conclusione di questa bellissima puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia, che ci ha portati a conoscere, a scoprire, ad assaporare, a gustare e ad emozionarci con le bellissime peculiarità ed eccellenze di Aiello del Friuli. Vero Romano? Sì, guarda, io mi sento veramente, come vedi, mano in tasca, orgoglioso, perché conoscevo due chicche qua da Aiello del Friuli, ma oggi siamo entrati anche in questa villa che l'ho vista sempre da fuori e che è veramente uno spettacolo. Quindi noi ringraziamo Davide e Luisa, il proprietario della villa, che ci ha gentilmente aperto le porte. Tra l'altro vi ricordiamo che lui stesso, ma poi approfondiremo la cosa perché lo sentiremo anche in altri ambiti, perché la sua è un'azienda di famiglia, è un'azienda vitivinicola di famiglia, ne approfondiremo, però ci ha detto: le porte della mia villa sono aperte per coloro che fanno queste gite, questi viaggi, questo slow, questo turismo slow, sì, e vogliono fermarsi e vedere e sostare ed avere una certa accoglienza. Questa meraviglia è a loro disposizione. Quindi brindiamo con questo simbolico brindisi, che nella prossima puntata vedrete i calici. I calici veri.
Grazie a tutti per averci seguiti, un saluto ed un abbraccio da Aiello del Friuli, da Elena Iuri e il nostro Romano Palugni. ciao a tutti. Vi aspettiamo.